Ma è la seconda Pasqua molto difficile, una seconda Pasqua che ovviamente ci lascia un po' riflessivi, però è un momento comunque in cui dobbiamo stringerci tutti attorno, purtroppo magari non a tutti riusciranno a stringerci attorno alle proprie famiglie e dovremo stringerci attorno alla nostra comunità, motivo per il quale come servizi sociali abbiamo ancora aperto il fondo di Vicenza Solidale per la raccolta di piccole donazioni che sono finalizzate all'acquisto di generi alimentari alle famiglie della nostra città che sono in difficoltà a tal punto anche di fare la spesa. Il 2020 è stato un anno buio per l'assessorato alla partecipazione con la chiusura dei centri per gli anziani e dei centri sociali, ma è stato anche l'anno della conclusione dei lavori al nuovo centro civico Lagorà di Laghetto e del centro di aggregazione sociale dei ferrovieri, pronti per la ripresa che verrà. Il 2020 è stato il momento in cui abbiamo dovuto come comune dover fare rete con tutte le realtà di volontariato della nostra città. Un ringraziamento particolare va non solo a tutti i dipendenti dei servizi sociali che ben oltre la loro professione si sono messi a disposizione della città di Vicenza per cercare di gestire l'emergenza Covid, ma anche a tantissime persone, più di 150 volontari civili che ci hanno aiutato semplicemente anche nella consegna delle 15.000 mascherine. Se vi ricordate l'anno scorso all'inizio dell'emergenza non c'erano le mascherine, non sapevamo dove andarle a prendere, oppure anche semplicemente per la consegna a domicilio di quelli che l'anno scorso sono stati i buoni spesa. Quindi un grazie particolare al loro aiuto.